atterrati su in Brianza come un 747. Sono Alessandro, sono uno dei primi fondatori di Radio Out, del circolo. Sono Francesca Lacqua e sono il presidente del circolo Arci Radio Out. È un'idea che ci è nata nella testa appunto 10 anni fa. Un luogo per la città e fatto appositamente per proporre un certo tipo di azione culturale all'interno di quella che è Pavia. Organizzavamo feste, organizzavamo eventi in università e sentivamo l'esigenza di creare qualcosa che fosse quotidiano. Eravamo forse una generazione che quando mancava una cosa, prima di lamentarsi, provava a farla. La cultura che propone Radio Out è una cultura, diciamo, tra virgolette, anche politica e critica nei confronti sia di quella che è il contesto cittadino, urbano, sia anche rispetto a un contesto nazionale. Hai la certezza comunque di andare appunto a incontrare tante persone diverse che ti arricchiscono anche personalmente in generale, di esperienze, di modi di vedere. Tra 10 anni spero che Radio Out sia effettivamente ancora un grande polo riconosciuto dalla cittadinanza. Sono Rachele Scarpa e sono la coordinatrice della rete degli studenti medi di Treviso. Binario 1 è lo spazio dell'ex ACTT sotto il cavalcavia di Treviso che abbiamo vinto qualche mese fa tramite bando comunale. Fino a poco tempo fa era uno dei tanti buchi neri all'interno di Treviso, degli spazi abbandonati e inutilizzati. Mi chiamo Anna Caterina Cabino e sono l'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Treviso. Desideriamo che si creino degli spazi nei quali i giovani non solo possano incontrarsi, ma attraverso i quali possano contribuire a rivitalizzare la città. Attraverso l'ausilio di alcune associazioni organizzeremo uno spazio aperto per la cittadinanza dove chiunque possa accedervi e fare ciò che preferisce. Vendrame Giacomo, segretario generale della CGIL di Treviso. La collaborazione CGIL e Rete di Studenti è una collaborazione che insomma va avanti da tantissimo tempo nel rispetto tra l'altro dell'autonomia di entrambi i soggetti, ma è una collaborazione fattiva e lavoro da fare ce n'è sicuramente e quindi lo faremo assieme per cercare di fare in modo di far ritornare questo luogo un luogo sociale, un luogo che possa essere veramente a favore di tutti gli studenti e di tutta la cittadinanza, che a Treviso in qualche modo da tempo rivendicano spazi effettivamente sociali e penso che questo progetto sia importantissimo proprio per questo.